Arriveranno già da questa settimana i baby tamponi nelle scuole della Marca per agevolare le operazioni di screening. Sono meno invasivi e ancora più veloci, afferma Roberto Rigoli. Nel Trevigiano 94 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Appello disperato dei malati reumatici, migliaia solo in provincia di Treviso a causa dell'emergenza Covid, mancano i farmaci. Cerimonia questa mattina a Monastera per ricordare la giornata nazionale per le vittime sul lavoro nella Marca. Su 5 morti bianche da inizio anno 3 sono state causate dal virus. Domenica di maltempo, pioggia nella Marca per tutto il giorno, in montagna arriva la neve imbiancata alla cima Grappa, disagi a Farra di Soligo e Miane. Incidente sabato sera a Farra di Soligo, dove un uomo in sella al suo scooter sbatte contro una colonna di cemento, ricoverato d'urgenza, le sue condizioni sembrano migliorate. La terra del Prosecco accoglierà sabato 17 la suggestiva tappa a cronometro del Giro d'Italia 2020, norme anti-Covid e assembramenti zero, Conegliano zona rossa. Il suono inconfondibile del codice Morse trasmesso e poi ricevuto dalla Luna, obiettivo raggiunto per un gruppo di radioamatori di Silea. Un oggetto, una storia, la rubrica di Lucio Zanato ci porta sul prato lungo il Sile, dove il Covid ha fermato le fiere di San Luca ma non il Burcio, segnavento di Palazzo Torzo. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano inevitabilmente la mappa del contagio con la contabilità della sera, il secondo report di giornata della Regione del Veneto con azienda zero, parla di 160 nuovi casi in tutto il territorio regionale. Se guardiamo alle ultime 24 ore parliamo di 422 nuovi casi di contagio. Non ci sono decessi, ma c'è un lieve aumento dei posti letto occupati nelle terapie intensive, si passa da 30 a 34. Nella sola Marca trevigiana 94 nuovi casi, 57 nella sola giornata di oggi, ma va detto che nel Trevigiano non ci sono ricoverati in terapia intensiva a causa Covid, e questo mentre continuano le indiscrezioni sul nuovo DPCM del governo su feste private, movida e sport amatoriali. Una circolare del Viminale poi chiarito ulteriormente in serata, chiarito che l'esenzione dall'obbligo di mascherina vale per chi fa attività fisica e non per chi passeggia semplicemente. E uno dei fronti caldi ovviamente è quello della scuola. Già nei prossimi giorni in quelle trevigiane arriveranno i baby e tamponi. Questa la situazione, questa la fotografia scattata da Roberto Rigoli. Abbiamo delle positività anche nelle scuole, ma la verità è che i casi che abbiamo trovato a scuola sono ragazzi che hanno cariche basse e quindi con CT elevato, e sono la gran parte con sintomatologia molto leggera. Questa la fotografia della scuola trevigiana ai tempi del Covid, scattata dal primario di microbiologia del Cafoncello Roberto Rigoli, padre dei tamponi rapidi e convinto sostenitore dei cosiddetti baby tamponi, una nuova metodologia che consente di avere risultati attendibili entro 10 minuti con il solo inserimento nella fossa nasale, annunciati dal governatore Zaia a inizio mese. Nella Marca tutto è pronto per la loro operatività. Penso che nella prossima settimana inizieranno ad arrivare. Noi sperimentalmente siamo già partiti da 2 giorni nelle scuole, e quindi con questo nuovo test, ma abbiamo numeri limitati proprio perché è un approccio sperimentale. Approccio sperimentale che è stato però validato da diversi soggetti come l'FDA americana. Con l'ultima generazione degli strumenti riusciamo a fare solo le fosse nasali, quindi non traumatizzare i bambini. Più in generale, se da un lato nella Marca il contagio continua a crescere, dall'altro la situazione clinico-sanitaria è rassicurante. Per quanto riguarda invece ospedali e rianimazioni, siamo in questo momento, ripeto, in questo momento bisogna fare la fotografia del momento, siamo abbastanza tranquilli. Da medico pratico Rigoli non fa previsioni ma sintetizza la filosofia della sua squadra contro il Covid. Noi abbiamo imparato che questo virus è particolare,
ci dà delle sorprese notevoli. Vi ricordo a giugno cosa è successo e poi questa ripresa e cosa era successo a marzo, quindi direi di prepararci per il peggio senza pensare che arrivi il peggio, sperando che non arrivi il peggio. E prenderà il via domani la campagna anti-influenzale del 2020, la campagna per la vaccinazione quindi contro l'influenza stagionale, una operazione che è prevista in 3 step a ottobre, novembre e dicembre. Si parte con gli over 65 e persone con patologia a rischio. In questo caso le vaccinazioni saranno effettuate dai medici di famiglia. Toccherà poi anche agli ospiti delle case di riposo e al personale sanitario. A novembre sarà la volta delle persone di età compresa tra i 60 e i 64 anni. Ma quella di domani sarà anche una giornata particolare, quella dedicata al malato reumatico. E proprio dai malati reumatici trevigiani arriva un appello forte e chiaro, a tratti disperato. Mancano i farmaci. Alcuni farmaci utilizzati da noi malati reumatici, ma non solo, sono entrati in carenza, praticamente non li trovavamo nelle farmacie territoriali. Abbiamo fatto una richiesta esplicita ad AIFA che recepisse la nostra richiesta, che era quella di dividere la distribuzione farmacologica terapeutica con quella, diciamo, per i malati reumatici rispetto a quella dei pazienti che uscivano dall'ospedale con la terapia per il Covid. Ma non è solo un problema di farmaci antimalarici e antinfiammatori che per i malati reumatici hanno iniziato a scarseggiare già ad inizio febbraio. Alcuni farmaci erano reperibili soltanto nelle farmacie ospedaliere, così come per la salazopirina, che la casa produttrice ha temporaneamente ritirato dal mercato. Ma il Covid ha creato anche una seconda emergenza. Noi siamo disperati perché in tutto il territorio italiano gli ambulatori hanno ancora fanno fatica a riprendere l'attività ambulatoriale per i nostri malati. I malati cronici non possono essere abbandonati. Questa è la mia richiesta che farò anche lunedì alla mia conferenza stampa. Lunedì 12 è la giornata mondiale del malato reumatico. Nel corso della conferenza stampa organizzata a Roma sarà presente anche l'Istituto Superiore di Sanità. Quella sarà la sede per alzare il livello di consapevolezza sulla cronicità della malattia, con la richiesta di attuazione del piano nazionale che già c'è. Noi siamo pazienti fragili, siamo pazienti immunodepressi, per cui abbiamo anche problemi per tornare al lavoro, però non sappiamo a chi dobbiamo rivolgerci, perché il medico di medicina generale, come dire, è stato un po' tagliato fuori sempre da questi nostri percorsi. I malati reumatici sono bambini, adulti, anziani, sono più di 5 milioni e mezzo e il 17% vive in Veneto. E oggi è stata la giornata dedicata alle vittime del lavoro. La cerimonia questa mattina a Monastir, e il Covid incide anche su questo fenomeno. Il suono del silenzio per ricordare tutti i caduti sul lavoro. Monastir, nonostante i limiti imposti dal contagio e la pioggia battente, non ha voluto dimenticare l'esercito silenzioso dei tanti che hanno perso la vita nell'esercizio delle proprie attività. 70ª giornata nazionale in loro ricordo, con la deposizione di una colonna d'alloro, ma anche la consapevolezza dei dati rassicuranti per il Veneto. A livello regionale i dati sono in controtendenza rispetto a quelli nazionali. A livello nazionale abbiamo visto un aumento del numero degli infortuni denunciati e dei casi mortali, mentre a livello regionale abbiamo avuto una tendenza diversa. Sono diminuite le denunce di infortunio e anche i casi mortali. Da gennaio a giugno di quest'anno, su 252 casi mortali in tutta Italia, 9 riguardano il Veneto, mentre l'incidenza degli infortuni nella loro totalità nella nostra regione è dell'8,3% rispetto a tutto il territorio nazionale. Quest'anno nella Marca sono state costituite 12 rendite per infortunio, nessuna per malattia professionale, e di queste 11 per invalidità minori e una sola per grande invalido. Purtroppo vanno segnalati 5 casi mortali. Anche a Treviso ci sono stati degli infortuni per Covid, 3 infortuni mortali.
L'82,8% delle denunce arrivano dalla sanità e dall'assistenza sociale, con tra i più esposti medici, infermieri e operatori sanitari, e sono molto più le donne degli uomini ad essere esposte agli infortuni di questo genere. Questi dati INAIL, in un tempo dove la chiusura delle attività e la cassa integrazione inevitabilmente danno spazio al lavoro nero, per il quale la Prefettura ha predisposto un aumento dei controlli in tutti i settori, tenendo conto anche delle famiglie colpite. Noi in Prefettura siamo sempre molto attenti a questo tema, ci occupiamo continuamente di questo problema, abbiamo dei tavoli attivati e stiamo anche per attivare, d'accordo con l'ASL, un gruppo di persone che diano supporto anche alle famiglie delle persone che appunto incorrono in morte per infortunio sul lavoro, oltre che per altri tipi di morte traumatica. Ma è sulla prevenzione che c'è ancora molto da fare. Dobbiamo farne di più ancora, perché quello che noi vorremmo che non succedesse mai. Per questo dal sindaco di Monastir arriva un appello alle istituzioni. Una sorta di detassazione che sia dedicata appunto a implementare quelli che sono le attività di prevenzione, potrebbe essere una risposta adeguata. E quella di oggi è stata una domenica contrassegnata da forte maltempo in tutta la Marca trevigiana, pioggia battente, allerta gialla che rimane anche per le prossime ore. Qui vedete la neve in montagna, in particolare sulla cima del Grappa. Questa notte poi, queste le immagini, con l'innalzamento del Raboso a seguito della forte pioggia, la passerella pedonale di via Canal Nuovo a Col San Martino al confine con Miane, a causa di un grosso albero che si è incastrato, è stata gravemente danneggiata. Il sindaco Mattia Perencina ha chiuso la passerella. Allagamenti, lo vedete invece da queste immagini, a Miane in via Cavour in un garage privato. Ci sono stati anche degli interventi nella giornata di oggi a Cavaso del Tomba per la rimozione di rami. Nel resto della regione neve sui passi dolomitici, mentre un fulmine questa mattina ha colpito un uomo a Vigonza nel Padovano. Gli stessi vigili del fuoco lo hanno rianimato prima dell'arrivo del SUEM e il ricovero in ospedale con codice rosso. Questo lo ripeto, a Vigonza nel Padovano. E apriamo la pagina economica con i timori e le speranze delle imprese. Due le voci che abbiamo interpellato. La prima, che rappresenta un'azienda che nell'ultima settimana è entrata in piazza affari. La seconda, che operando nella logistica e nei trasporti ha il polso della situazione su produzione e consumi. Il timore è quello che blocca le famiglie, i consumi e automaticamente il mondo dell'impresa. Questa è la fotografia precisa dell'economia dei nostri territori, anche per i prossimi mesi, fatta da chi con la logistica e i trasporti dialoga con la produzione e la distribuzione dei prodotti. Una paura che ha bloccato il ciclo economico, mettendo in sofferenza le imprese e in cassa integrazione i lavoratori. Un tempo difficile questo del contagio, sul quale c'è chi comunque ha rilanciato affidandosi alla raccolta della quotazione in borsa. Parlando della quotazione in borsa, devo dire che abbiamo scelto un momento strategico, secondo me, perché è un momento in cui le persone devono avere la forza e il coraggio di affrontare queste situazioni e affrontarle di petto sostanzialmente, quindi con una bella analisi di quello che succede e con delle decisioni precise. Decisioni precise, ma anche estrema flessibilità dentro e fuori le aziende. L'azienda deve essere un'azienda flessibile, deve essere un'azienda che può cambiare orientamento delle sue attività in tempi molto veloci. Versatilità, che significa anche grande sinergia con la forza lavoro, che non a caso oggi vengono definiti collaboratori e non dipendenti. Lavorare con le proprie persone, perché le proprie persone ti danno anche la forza come imprenditore di prendere delle decisioni strategiche. Questo è fondamentale. Quindi vuol dire che è passato il tempo del Paron? No, il tempo del Paron è passato un tocco, cioè nel senso che tutti hanno piacere di sapere che esiste comunque qualcuno che governa la situazione. È ovvio che se questa persona è anche una persona seria, affidabile, insomma una persona che ti vuol bene, lo fai anche volentieri. Altro spunto in questo periodo di difficoltà economica è per la sinergia e non la concorrenza tra le aziende. Le aziende tra di loro devono aggregarsi, devono fare delle operazioni assieme, cioè voglio dire,
2 o 3, a volte è meglio di uno in questo momento, quindi puoi creare e generare anche delle opportunità di lavoro che sicuramente si possono generare. Ripeto, bisogna essere flessibili, bisogna essere elastici, non bisogna essere fissati su alcune cose, non guardate solo i numeri, guardate molto le persone. E rimaniamo in campo economico con la questione dell'aeroporto Canova, tra chi plaude alla chiusura prolungata che migliora la qualità della vita di chi ci vive attorno e chi invece vede l'impoverimento costante proprio dell'economia. Abbiamo un po' più pace sotto l'aspetto del rumore, però abbiamo più tormento sotto l'aspetto umano per tutte le persone che in questo lavoro ci credevano e portano avanti la propria famiglia. Le due facce della stessa medaglia, ovvero l'aeroporto Canova per la comunità di Quinto. Per anni in battaglia contro l'aumento dei voli, oggi, dopo mesi di chiusura e di inevitabili e rovinose conseguenze economiche per tutta l'area e non solo, consapevole che l'aeroporto non deve chiudere. Questo momento di lockdown abbia portato tutti quanti a fare un passo indietro e a ragionare un po' di più. Quindi tutto quello che ci sembrava sbagliato adesso è forse anche un po' giusto. E per chi chiede a gran voce il via libera ai progetti da 54 milioni di euro come segno del rilancio e non di dismissione dell'aviosuperficie, il sindaco di Quinto ribatte. Noi non siamo contrari all'aeroporto, siamo però favorevoli alle regole, però per ora le regole ancora non ci sono. La cronaca è fuori pericolo di vita un cinquantenne di Farra di Soligo che ieri sera in sella al suo motorino un Kiwi 50 è andato a sbattere contro una colonna di cemento a bordo strada in via Belvedere. Soccorso pochi minuti dopo dal suo M118, le sue condizioni erano serie, da lì il ricovero in ospedale a Conegliano. Sul posto anche i carabinieri di Col San Martino per i rilievi di rito. Comunque nel corso della giornata di oggi il quadro clinico è migliorato. Sempre per la cronaca sono stati vissuti momenti di tensione da parte dei carabinieri di Cordignano. Vediamo. Quando i carabinieri di Cordignano, su mandato della Procura della Repubblica di Padova, sono entrati nella sua casa di Sacile, hanno trovato una Santa Barbara fatta di piccoli e grandi elettrodomestici, nonché di stoviglie, per la precisione un frigorifero, una lavatrice e un set di bicchieri e piatti. La proprietaria di casa, un'italiana 28enne operaia, gli aveva asportati, questa la denuncia, da un bed and breakfast di Padova nel mese di agosto durante un periodo di vacanza. Di certo la donna, quando ha visto i militari appartenenti al comando di Vittorio Veneto entrare in casa per la perquisizione, ha cominciato a inveire e insultarli pesantemente. Attimi di tensione che sono rientrati solo con una doppia denuncia per il presunto furto commesso nel Padovano e per le offese ai carabinieri. La merce è stata posta sotto sequestro in attesa di essere restituita ai proprietari. In una distinta operazione i carabinieri del Norm di Cittadella hanno invece ritrovato il materiale rubato in 3 ditte di Altivole, un'ingente serie di materiali e utensili per la lavorazione di legno e metallo. Il rinvenimento avvenuto casualmente dopo che i militari avevano sequestrato un furgone Fiat Ducato a Campodarsego rubato in una ditta del Vicentino. Il materiale è stato poi riconsegnato ai proprietari. È fissato per la mattinata di domani a Treviso l'incontro tra il prefetto Maria Rosaria Laganà e un gruppo di consiglieri comunali di Conegliano per quello che è diventato a tutti gli effetti il caso Brugioni. La delegazione composta dal locale Movimento 5 Stelle, Civica Cambiamo Conegliano e un gruppo di popolari per Conegliano vuole chiarire la legittimità dell'ultima conferenza dei capigruppo dove si è respinta la mozione di sfiducia nei confronti dell'attuale assessore al commercio, una vicenda che vi abbiamo documentato nelle precedenti edizioni e domani quindi ci sarà questo chiarimento in prefettura. Adesso per noi c'è la pubblicità, a dopo. Di nuovo in studio per parlare della carovana rosa del Giro attesa per sabato prossimo sui colli del Prosecco con Conegliano che sarà zona rossa.
Scuole chiuse, vie i plateatici vicino al percorso, norme rigide anti-assembramento a Conegliano e nei comuni dove sarà ospitata la tappa 14 del Giro d'Italia. Un sabato 17 che si tinge di rosa grazie al passaggio della tappa del Prosecco Conegliano-Valdobbiadene, dove la presenza di pubblico sarà quasi zero. Purtroppo avremmo voluto una tappa con una festa di popolo, questo non è possibile a causa del Covid, lo capiscono tutti e lo capiscono anche i cittadini nostri, anche se veramente a forte rammarico. D'altro canto avremo l'occasione di mostrare il nostro territorio a più di 200 paesi collegati, per cui una vetrina incredibile per la quale abbiamo speso tempo e risorse assieme alla Regione, insieme al consorzio della DOCG. Partenza davanti alla Fontana dei Cavalli, scendendo il viale in senso contrario per dipanarsi suggestivamente tra le vie della città. Regole ferree, controlli anche con i droni e centro bollato come zona rossa. Nelle strade interessate dal passaggio dei ciclisti non sarà permesso il transito di veicoli e garage privati nemmeno ai residenti. Ci sarà una zona rossa che è la zona della partenza, dove assolutamente nessuno può avvicinare neanche i ciclisti. Tutta la zona del centro comunque sarà contingentata, proseguirà con una zona arancione che arriverà fino alla gradinata degli Alpini e a seguire. Molti ci chiedono se sui marciapiedi si potrà camminare, certamente abbiamo i residenti, quindi sui marciapiedi si può camminare, però noi riusciremo a lasciare una parte per permettere ai cittadini di essere percorsa, ovviamente però fino al punto in che non si creeranno degli assembramenti. Una tappa a cronometro che darà al territorio delle colline, patrimonio UNESCO, un'opportunità di visibilità mondiale. Ma saranno 34 chilometri di cronometro, a cronometro, partenza da Conegliano, arriva a Valdobbiadene, indicativamente dovrebbero essere 45 minuti, 50 minuti di corsa, con partenza a mezzogiorno del primo corridore e entro le 4:30 saranno conclusi tutti i passaggi. La particolarità di una tappa a cronometro è che continuamente si rimbalza dalla partenza all'arrivo e quindi per tutto il territorio c'è la visibilità totale in queste 4 ore. La differenza del ciclismo rispetto agli altri sport, ha ricordato il sindaco, è che è il ciclismo che ci raggiunge e in questo weekend l'Abbraccio Rosa darà vita anche ad una serie di eventi collaterali come l'esposizione di biciclette appartenute ai grandi miti del ciclismo. E questa mattina Monsignor Adriano Cevolotto, già vicario della diocesi di Treviso e consacrato vescovo 2 settimane fa nel Tempio di San Nicolò, ha preso possesso ufficialmente della diocesi di Piacenza Bobbio. Come sua consuetudine ha spiazzato un po' tutti, arrivando in anticipo in città. Entrato alle 10:15 al Collegio Alberoni, dove si è intrattenuto con i seminaristi, il vescovo ha poi visitato il Centro Caritas a Piacentino e la Casa del Clero Cerati, per poi prepararsi alla messa solenne delle 16 in Duomo a Piacenza. Lo vedete dalle immagini, un'entrata purtroppo scandita dalla pioggia che non ha però fatto desistere i tanti fedeli che hanno voluto partecipare alla celebrazione, né peraltro scalfito l'entusiasmo del nuovo vescovo, che è entrato nella sua Piacenza dichiarando: vescovo bagnato, vescovo fortunato. Singolare esercitazione questa mattina per un gruppo di radioamatori di Silea che si sono collegati addirittura con la Luna. Solo un attimo. Il suono inconfondibile del codice Morse trasmesso e poi ricevuto dalla Luna. Obiettivo raggiunto per un gruppo di radioamatori di Silea che dalle prime ore del mattino si sono collegati con il satellite più antico di quelli che ci ruotano attorno. Un'esperienza affascinante, preparata per settimane sin nei minimi particolari, con materiali e soprattutto apparati autocostruiti in perfetto stile radioamatoriale. E la pioggia battente non li ha fermati dalle 6 di questa mattina, prima nel puntamento esatto della parabola da oltre 3 metri di diametro, poi nella taratura dei trasmettitori che con circa 350 watt, più o meno un terzo del consumo di una lavatrice, hanno sparato un segnale per 380.000 km fino al corpo celeste, che puntualmente ha rimandato lo stesso segnale nuovamente verso terra. Quasi 1 milione di chilometri percorsi in pochi secondi, per una soddisfazione che dal sorriso dei partecipanti non ha prezzo. Questa è la passione che abbiamo, noi siamo un po' della vecchia storia, vecchia guardia e cerchiamo di tenerci sempre allenati col sistema Morse. Poi
i collegamenti funzionano sempre a livello Morse. Per qualcuno potrebbero essere quasi dei dinosauri della tecnologia in un tempo dove il telefonino collega il mondo intero. Ma va ricordato ad esempio che nella devastazione di Vaia il sindaco di Roccapietro è riuscito a comunicare con i soccorsi solo grazie ai radioamatori. Perché, come sottolineano questi patiti dell'elettronica, la tecnologia digitale è bellissima, sì, ma solo finché funziona. La passione ci accorpa perché noi cerchiamo ancora di metterci le mani, col digitale non c'è più niente da fare. Il digitale va finché arriva, però il codice Morse, anche con livelli di rumore notevole, si riesce sempre a percepire. Ecco dunque l'importanza del codice Morse, che ha salvato milioni di persone da quando ha iniziato a modulare le onde marconiane, e il fascino di trasportarlo, anche solo per una mattinata d'ottobre, da Silea alla Luna e ritorno. Insomma, le domeniche di pioggia possono essere impiegate in moltissimi modi. Ed è stata presentata nei giorni scorsi l'ultima fatica editoriale di Antonio Barzaghi, già direttore dell'Ente Provinciale Turismo e segretario del Premio Parise, un libro dedicato alle donne che per la loro bellezza e scaltrezza hanno in molti casi agito sulla storia della Serenissima, le cortigiane. Un affresco sul mondo delle cortigiane veneziane, mitiche, famosissime in tutta Europa, e direi più in generale sulla condizione femminile. Su questi punti si sviluppa l'ultima fatica di Antonio Barzaghi, storico volto del turismo di Marca, oltre che del premio giornalistico intitolato Goffredo Parise. Più che un libro, una vera e propria indagine puntuale e precisa sulla donna nella Serenissima e in particolare nella sua capitale, dove la ragion di Stato primeggiava su tutto, anche sui costumi. Così, se da una parte il ruolo femminile era, come ovunque in quei secoli, relegato al focolare domestico e ai figli, dall'altra Venezia esalta quello delle cortigiane, a torto dipinte come semplici prostitute. Nel Cinquecento la figura della cortigiana supera gli schemi vetusti del meretricio ed è una donna di cultura, un po' come le terre greche. Frequenta salotti importanti, patrizi, è tutto un mondo di relazioni straordinarie. L'esempio è Veronica Franco, più poetessa che prostituta, più servitrice della Repubblica che amante di Enrico III, re di Francia, ma anche Lidia Azzalina o Laura Troilo, che salvarono più volte la Serenissima nei segreti che carpivano tra le pieghe delle lenzuola e che poi riferivano ai 10, come per il segretario di Stato che tramava con il duca di Mantova. Storie di donne, sesso e potere, con curiosità legate anche al linguaggio odierno. Così si scopre che il moderno condom deriva dal veneziano cordone, così come il termine carampana per definire una donna anziana in atteggiamenti lascivi deriva da Carampiani, palazzo poi rione della Serenissima che aveva dedicato alle prostitute tra Campo San Polo e Rialto, con annesso Ponte delle Tette. Un libro che descrive uno spaccato della società veneziana di allora, per certi versi non tanto diversa dall'attuale. Veronica Franco, starebbe bene anche oggi? Beh, direi proprio di sì. Magari in qualche salotto televisivo? Direi di sì, farebbe un'ottima figura. E come ogni domenica siamo alla rubrica Un oggetto, una storia curata da Lucio Zanato. In questi giorni di mancate fiere di San Luca andiamo a scoprire uno dei simboli del prato lungo il Sile. Com'è triste il prato della fiera senza le giostre di San Luca. Luci e musiche, simbolo di questa fetta di Treviso che il contagio ha spento. Si spera solo per questo 2020, che i nostri vecchi definiscono anno bisesto, anno funesto. Ma c'è un altro simbolo di questo prato lungo il Sile e si trova sul tetto del Palazzo dei Torzo, poi diventato per decenni asilo parrocchiale, prima di essere in parte vuoto e chiuso. È la girandola del secolare cammino di questo edificio, che ricorda in queste stele come il prato abbia la protezione di ben 3 santi. Sant'Ambrogio Vescovo, a cui è dedicata la parrocchiale, San Michele Arcangelo, che si ricorda il 29 settembre, indicato dal re barbaro Berengario come giorno della fiera franca, cioè di vendite e acquisti senza dazi. Giorno spostato dal Papa Trevigiano Benedetto XI a San Luca, che si ricorda il 18 ottobre, giorno della sua seppur breve elezione al Soglio di Pietro. Ma la girandola è laica e soprattutto un'opera d'arte.
se non altro per quello che ancora oggi racconta la Suda Copia Fedele, dell'originale custodito nel Museo delle Case Piavone. È il proprietario di tutto il campo dei giostre e delle fiere, insomma, gli era Marco Torso Campanero. E io si è fatto sta girando con i iniziali sue, e questa l'ha vista migliaia di persone. Pensai una volta a cosa che arrivava, e questa si è data 1895. Ferro che nonostante l'inclemenza del tempo racconta della fortuna di quello che potremmo definire l'armatore dei Burci lungo il Sile. E partia da distante, da Paestrina, da Ciosa, e portava materiali drio il Sile, e aveva un bel giro di questi barci. Che barche che si vede adesso davanti a Silea, che si è mesi a fondare. E il Burcio è stato quasi uno stemma della famiglia, con il timoniere calmo e preciso simboleggiato dalla pipa, il nostromo con la barba che rimanda all'esperienza di venti e correnti d'acqua, e il giovane mozzo che tira le funi a cavallo del buon presso. Fotografia di un'arte che era navigare il fiume, e arte nel ferro forgiato per raccontarla ancora oggi, che i bisonti del Sile non esistono più. Ecco perché la banderuola della fiera non è solo una girandola, ma un pezzo della nostra storia che va onorata. Questa è l'emblema della fiera. Era se gusto con Rivea, l'utile a testa alta e Vardea, perché ha segnato tanti anni. In ultima battuta ci sono due veloci aggiornamenti, uno generale che riguarda la riunione del Comitato Tecnico Scientifico di oggi a Roma. Ci sono delle importanti novità, secondo quanto appreso dall'ANSA pochi minuti fa. Scenderebbe a 10 giorni infatti la quarantena, e per i positivi un solo tampone in uscita, quindi importanti novità, mentre sale l'attesa di ora in ora per il nuovo DPCM su feste private, movida, sport amatoriali. Resta, per quanto riguarda invece la nostra regione, l'allerta gialla sul fronte del maltempo, perlomeno dice il centro decentrato della Protezione Civile del Veneto, fino alle 6 di domani mattina. E a proposito di tempo ci lasciamo con le previsioni del meteo. È tutto anche per questa sera. Vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello produciamo solo carni e salumi genuini. Nuova apertura a Ponzano Veneto. Benvenuti al meteo. Una nuova perturbazione dall'Artico raggiunge l'Italia, maltempo e temperature in brusco calo. Insomma, l'autunno sembra davvero entrare nel vivo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni spiccatamente instabili, con piogge e temporali diffusi sin dal mattino e un po' per tutto l'arco della giornata, localmente anche di forte intensità. Limite della neve in abbassamento fino a circa 1000-1200 metri sulle Dolomiti. Clima come detto più freddo, con temperature minime tra i 5 e gli 11 gradi, valori massimi compresi invece tra 11 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui precipitazioni temporalesche dappertutto, localmente molto forti, dunque attenzione. Temperature minime fino a 9 gradi, massime invece sui 12-15 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, anche qui piogge diffuse anche intense. Temperature minime sui 6-7 gradi, valori massimi invece fino a 14 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello produciamo solo carni e salumi genuini. Nuova apertura a Ponzano Veneto.